Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino. Buon pomeriggio. Bene, benvenuto sindaco, troppe auto. Ho pagato il bollo della moto, per questo ero un poco distratto. Pagato ora? Sì, sì. Che è contenuto oppure sono No, della moto ancora 40 euro sono quelle. Vabbè, allora si può fare, come si suole dire. Invece parliamo di macchine, troppe auto in centro. L'idea potrebbe essere quella della metropolitana leggera, che oltre alla metropolitana, alla metro normale, collegherebbe il centro di Catania con i paesi etnei. E per questo avete chiesto come comune un finanziamento di 700.000 euro. 700 milioni di euro. 700 milioni di euro, ho letto male, scusi, per il primo lotto per collegare i due obelischi, grosso modo Battiati, con la stazione Milo, quindi circonvallazione Viale Fleming, eccetera. Costo dell'opera complessiva, se quelli sono 700 milioni, è 3 miliardi a questo punto. Esatto. E non ha niente a che vedere con Etna Rail, o Rail, Sì. che aveva un costo stimato di 5 miliardi e che è stata abbandonata quell'idea. Ma Etna Rail è stato solo un disegno su carta, non è stato mai qualcosa di più concreto, quindi per questo poi più che tramontata non è mai andata avanti, non ha mai visto la luce, neanche uno studio di fattibilità. Quindi io mi sono trovato questo nuovo studio che era stato affidato a Rina e ad altre società che mi dicono essere le più serie, e loro hanno, d'accordo con i sindaci, elaborato una idea di fattibilità e che adesso deve diventare un progetto, ma sempre solo per il solo progetto ci vogliono 25 milioni di euro. Però vede direttore, quando parliamo di troppe macchine in città e di mobilità ci vorrebbe un'intera trasmissione. Infatti anche sto considerando la possibilità di un dibattito pubblico sul tema, perché mi rendo conto di quanto sia avvertito questa criticità e allo stesso tempo di quanto la gente sia disposta a immaginare un nuovo schema di sviluppo della città. Ecco perché è qualcosa di cui dobbiamo discutere in modo molto più integrato, perché sono tante le iniziative che vogliamo Anche a me adottare. sembra molto interessante, sindaco, ma secondo lei, così detto per ora, alla bella e meglio, c'è una disponibilità o lei rileva una scarsa disponibilità? No, questo non glielo so dire, nel senso che io ho chiesto appuntamento con il Ministro delle Infrastrutture, con il Ministro Salvini per la prossima settimana, approfittando del fatto che sono a Roma, e spero di far coincidere la sua disponibilità con la mia presenza romana. Perché noi quando parliamo di infrastrutture parliamo di una serie di richieste che stiamo facendo, non c'è solo questa, c'è Nodo Catania 1 miliardo e 200 milioni, c'è la strada che collegherebbe il casello di Acireale di Giarra alla Catania-Siracusa, perché non essendo realizzabile la terza corsia della tangenziale noi dobbiamo individuare un'alternativa, perché oramai la tangenziale non riesce più a sostenere il carico veicolare di ogni giorno e quindi è ingolfata a qualunque ora. E allora l'unica possibilità è questa altra alternativa che stiamo discutendo con ANAS, ma c'è bisogno sempre dell'input delle infrastrutture. Il Presidente Schifani si sarebbe manifestato disponibile a darci le somme necessarie per portare avanti la progettazione, però è chiaro che ho bisogno anche che poi il Ministero mi dica ok, va bene, oppure aspetta. Bene, la seguiremo quindi anche nelle sue missioni a Roma. Torniamo però a Catania, parliamo di cose un po' più, come dire, tristi, spazzatura, topi, quartiere di Montepo in piena emergenza, infuriati i residenti, siamo abbandonati, il comune non interviene, indovini chi è che è andato a fare un'ispezione da quelle parti? De Mana. Il nostro Torino De Mana, eccolo qua. Un quartiere Montepo invaso da topi e spazzatura. Eloquente il cartello che leggiamo insieme: non buttare la spazzatura, cercare di essere civili, topi e scarafaggi sono di casa. Ed in effetti è proprio così. Sono di casa e nelle case, ma soprattutto nelle strade, ricoperte di spazzatura a Montepo. E rieccoci, in questo quartiere di Catania, non lontano dal centro, ma distante anni luce per attenzione e considerazioni. Da queste parti molti sono rassegnati, tanti vedono telecamere e microfono, ma preferiscono stare in silenzio. Frase ricorrente, tanto non cambia nulla. E c'è chi si batte e non perde la speranza. Non vorrei che siamo in un quartiere e non si fa niente. Se siamo in via Etnea, in qualche piazza o in qualche via prestigiosa, si interviene subito. Il nostro quartiere è abbandonato. E vedo dei topi che sono grossi così, è un vero schifo proprio, non se ne può più. Ho saputo che hai un hobby, fai video di cosa? Dei topi, certo.
Infatti l'ho fatto vedere qui all'amico Peppe poco fa apposta per... abbiamo immortalato il momento. Ti senti di mandare questo video al sindaco Trantino? Certo che mi sento. E che cosa scriveresti? Scriverei sicuramente di fare qualcosa, perché voglio dire, qui comunque sia ci sono anche tanti bambini. Il video del topo nel mastello giallo è stato invece girato da alcuni ragazzi, come ammette questo residente. E questa è una brutta immagine da vedersi. Diciamo, siamo lasciati molto a noi stessi. Spazzatura, insetti e topi, roba da terzo mondo, altro che città a vocazione europea. Sindaco. A prescindere da certi commenti, quel che dicono i residenti comunque effettivamente è vero nella misura in cui ci vuole un maggiore intervento. Io adesso mi impegno per una pulizia straordinaria, per una derattizzazione. Giustamente i residenti potrebbero anche chiedermi: ma perché straordinaria, perché non deve essere ordinaria? Perché il problema è tutto riassunto in quel cartello che abbiamo visto, con un invito a chi abita lì a essere più civile, messo dagli stessi residenti, perché se ognuno poi abbandona i rifiuti non lì dove, a qualunque ora, diventa difficile garantire una condizione di decoro dell'aria che eviti ai topi di proliferare. Peraltro abbiamo anche noi messo numerose telecamere e hanno sparato a tutte, le hanno tutte quante danneggiate, quindi non è che noi non abbiamo compiuto il nostro sforzo per mostrare a Montepo la stessa attenzione che desideriamo a qualunque altro quartiere. È chiaro che più ci avviciniamo al centro più è facile controllare la situazione, però c'è anche poi ci vuole uno scatto d'orgoglio da parte dei residenti un po' più avveduti come quelli che avete intervistato, perché ci sia anche da parte loro la spinta nei confronti di quei loro vicini di casa che non sono altrettanto attenti, perché affinché questo non accada. Però a prescindere da ogni cosa, innanzitutto è doveroso da parte nostra fare questo intervento, anche perché vedere quel topo all'interno del mastello carrellato, non ricordo cosa fosse, credo di un carrellato, è raccapricciante. Quindi primo atto sarà quello. La pulizia straordinaria, assolutamente. Pulizia straordinaria a Montepo. Questo è molto importante, il sindaco Trantino ci garantisce. Intanto la Polizia Municipale sta intensificando gli sforzi per fronteggiare l'emergenza legata a microdiscariche. Troppe sacche di civiltà. Questa mattina siamo stati in via Monfalcone insieme con gli uomini dell'amministrazione che cercano di fare rispettare le regole. Vediamo. Ecco, queste sono le immagini, ecco, sindaco, e questi sono gli addetti che naturalmente si occupano di quello che non dovrebbe essere così, no? Non dovrebbe essere... Qual è la sua impressione, sindaco? Lei... No, che è un poco la conseguenza di quello che dicevamo prima, cioè dire la città dell'incuria, la città nei cui confronti noi stiamo cercando con tutte le nostre forze di modulare un nuovo sistema di reazione. Peraltro lei mi dice qua via Monfalcone, il che dimostra, il che dimostra che non esistono quartieri cosiddetti residenziali, quartieri popolari, ma la condizione di degrado è comune a tutti, ma perché sono alcuni cittadini che consentono che questo accada, ed è veramente indecoroso. Noi, come vede, attraverso queste azioni andiamo rovistando nella spazzatura a individuare scontrini, lettere, tutto quanto quel che ci consente di giungere ai proprietari, e quindi poi a quel punto provare a contravvenzionarli, anzi contravvenzionarli. Se sono al di fuori dei condomini, noi agiamo nei confronti dei condomini. È una battaglia lunga, che però non è che dobbiamo arrenderci rispetto a una situazione che certamente, se consideriamo il 2023, l'inizio 2023 quando mi sono insediato, era ben più drammatica di adesso, ma certamente non è che mi senta confortato. Dobbiamo andare molto più avanti. Perché lì il primo punto è la differenziata, si parte da lì. È la differenziata, il rispetto degli orari di conferimento, esatto, che non è indifferente, e il rispetto delle modalità di conferimento, perché non deve essere più conferito il rifiuto in sacchetti sulla strada, ma attraverso carrellati e mastelli. Stiamo facendo una riunioni con gli amministratori di condominio, perché adesso col nuovo regolamento il condominio è passibile di sanzione che pagheranno tutti i condomini, dopodiché si scatenano le guerre all'interno dei condomini. Se servono allo scopo, capisco anche che... Momento, sindaco, ma i carrellati in tutti i condomini? Sì.
a seconda del numero dei condomini, quelli più piccoli con i mastelli, per cui ognuno ha il proprio mastello e conferisce col proprio mastello. Quindi ce l'avremo tutti, anche quelli, io abito dove i condomini sono di meno, non sono, quanto sono? 16 mi pare. Adesso non ricordo il numero minimo per avere il carrellato. Per il carrellato sono, diciamo, esatto, c'è un numero maggiore. Esatto. Altrimenti ci sono i mastelli, che sono quelli là, i bidoncini, chiamiamoli volgarmente così, che ciascun condomino lascia in strada per poi ripigliarselo il giorno dopo. Caspita, mi devo informare perché non li ho visti. Va bene, allora, Eternit in bella mostra, e qui dobbiamo tornare al villaggio Dusmet. Lei l'altra volta si è un po' arrabbiato, però Eternit, il tombino... No, non è che mi sono arrabbiato, per carità, le segnalazioni è giusto che provengano, non... L'abbiamo fatta noi, è la ringhiera ondeggiante. Guardi, una settimana dopo. È passata una settimana e al villaggio Dusmet nulla è cambiato. Mercoledì scorso avevamo documentato degrado e pericoli in serie, talmente gravi da richiedere un intervento immediato, ed invece niente. L'Eternit è ancora in bella mostra sul marciapiede di via Vescovo Maurizio, così come il tombino, che nonostante le rassicurazioni da parte dell'assessorato alle manutenzioni non è stato messo in sicurezza, per non parlare della famosa ringhiera ondeggiante posta all'altezza di un beffardo cartello dove c'è scritto: in caso di terremoto radunarsi in quest'area che è sicura. Già sicura e sicuramente più sporca rispetto alla settimana scorsa, dove quantomeno non c'erano i sacchi di spazzatura che vedete. Il sindaco Trantino aveva preso appunti e bacchettato il consigliere Bonaccorsi. Comprendo anche che bisogna fare l'eco dell'opposizione, come in questo caso, visto che poi è sempre lo stesso consigliere comunale, il quale fa bene a denunciare, poi magari vorrei che fosse dalla parte dell'amministrazione, magari, visto che ci sono frequenti interventi della Commissione, che la Commissione poi faccia avere una serie di proposte al sindaco, in modo che io immediatamente chiedo di intervenire. Doverosa la replica di Bonaccorsi. I giornalisti fanno il loro lavoro e non fanno da eco. È passata una settimana e fondamentalmente non è cambiato nulla. L'amianto è al suo posto, il tombino è ancora lì che mette a repentaglio la sicurezza dei pedoni. Anzi, qualche novità c'è. La spazzatura accanto alla ringhiera. Risultato finale? Non è cambiato nulla. Le segnalazioni sono state fatte già in passato e le commissioni hanno operato. A questo punto mi domando, visto che il sindaco conosce la situazione, perché non incomincia a chiamare gli uffici preposti oppure gli assessori per cercare di risolvere questi problemi? L'unica differenza rispetto al servizio precedente è l'ordine sui marciapiedi nei pressi degli istituti Galileo e Marconi Mangano, situazione dovuta all'intervento della Polizia Municipale che ha elevato decine di verbali. Lì l'hanno risolta la situazione, invece dall'altra parte è rimasto tutto uguale. Sì, ma allora chiariamo un attimo. Per quanto riguarda la ringhiera, il problema, perché poi ho potuto approfondire, è c'è una controversia se sia area del Comune o dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Stiamo cercando di dirimere questo aspetto per capire chi dei due deve intervenire. Sul tombino l'assessore Petralia già dopo qualche ora si è messo all'opera, bisogna però realizzare una grata su misura che è in fase di esecuzione. Però l'unica cosa è che io avevo avuto rassicurazioni sul fatto che fosse stato transennato. Adesso non ho verificato se è transennato, perché ancora non è transennato. Prima la settimana scorsa. Allora, il fatto che non sia transennato è certamente un problema, è naturale. Per quanto riguarda l'Eternit può sembrare assurdo, ma non si può raccogliere immediatamente, perché siccome ci vuole un lavoro di smaltimento, ci sono delle modalità di raccolta per cui non si può intervenire in giornata. Questo non significa che non deve essere effettuato il prima possibile. Infine, quei sacchi di rifiuti, io sarei curioso, anzi no, senza essere curioso, adesso ci passo per vedere se ci sono ancora, perché purtroppo è l'effetto di un errato conferimento, o in questo caso più che di un errato conferimento parrebbe di una ritardata raccolta. Presumo che magari già siano stati rimossi dalla ditta che effettua il servizio, che peraltro là è abbastanza pronta nell'intervento. No, è tutto chiaro, sindaco, però l'unica cosa è passata una settimana, ci vuole così tanto tempo per le cose che lei stesso ha. Per fare una grata ci vuole così tanto tempo perché c'è un fabbro che deve realizzarla su misura. Per quanto riguarda l'Eternit ci vuole così tanto tempo perché si tratta di un rifiuto speciale e pertanto non può essere preso per poi essere allocato dove si vuole. Per quanto riguarda la ringhiera ci vorrà molto più tempo, perché se prima
non si capisce di chi è la competenza, non si comprende chi deve intervenire. Però lì almeno transennarla pure quella. Questo certo è naturale. Pericoloso. Un discorso dove c'è il... Di sera non se ne accorge. Certo, per quanto riguarda dove c'è il tombino sicuramente facciamo transennare. Perfetto, grazie. Adesso toccherà a voi dopo la pausa. Qui vedete i numeri di telefono di WhatsApp 342 74 55005 e la mail, se la vogliamo fare, eccola qua, Sicilia24Focus @telecolor.it. Un paio di minuti e saremo di nuovo in diretta con il sindaco di Catania Trantino che risponderà alle vostre domande. State con noi, a più tardi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino in diretta e lo ringraziamo ancora, subito disponibile per rispondere alle vostre domande, osservazioni. Vediamo se ci sono già dei messaggi. Eccolo qua. Impossibile ricaricare auto elettriche nella zona di Corso Sicilia dopo che sono state rimosse tutte quelle presenti. Non conosco il problema, nel senso che evidentemente c'è stata una rimozione delle colonnine per effetto dei lavori che stanno eseguendo. Immagino che appena i cantieri saranno rimossi e quindi si riaprirà Corso Sicilia, ci saranno delle colonnine di ricarica. Quindi ci sono dei lavori, questa è la ragione. Esatto. Penso che sia questo, non mi risulta che ci sia altro, perché mi pare che su Piazza della Repubblica stiano allocandole delle nuove colonnine, però non ne sono certo. Va bene, fateci sapere, cercatele, casomai se non le trovate segnalatelo. I topi non sono solo a Montepo, è là, ma in tutta la città, piano di disinfestazione urgente. Peccato che è anonimo, però questo è un messaggio d'allarme importante. Io non è che vivo su Marte, io vivo in città, non è che veda questa condizione. Ci sono alcune zone che presentano maggiori criticità, che sono quelle a più alto indice di degrado per effetto dell'abbandono dei rifiuti, ma non mi pare che ci siano queste situazioni. Se però scrive questo, evidentemente sa quel che scrive, magari chiederei di un supplemento di informazione per sapere a quale zona si riferisce ed effettuare il servizio di derattizzazione. Certo. Non lasciate all'anonimo il messaggio e comunque sapete che potete sempre rivolgerci qua. Buongiorno signor Sindaco, gli abitanti del quartiere Cappuccini vorrebbero notizie in merito alla chiusura da quasi un mese di via Grottamagna, situazione divenuta insostenibile. La signora si chiama Grazia Dallura. L'altra volta confesso di essere stato evasivo perché non conoscevo bene la situazione, ora mi sono informato. La via Grottamagna è stata chiusa per volontà, per un ordine della questura in occasione delle festività catine. Dopodiché c'è stata una relazione dei Vigili del Fuoco che ha ancora una volta accentuato il carattere non solo precario ma di assoluta instabilità del manufatto dell'immobile che c'è all'ingresso di via Grottamaglia all'angolo con via Plebiscito. Questo significa che non possiamo riaprirla al traffico perché c'è il pericolo di crollo di questo immobile. E allora che cosa fare? Perché oggi mi sono ovviamente informato su quali sono le iniziative, noi dobbiamo dare delle risposte. Il problema è che parrebbe che sia un immobile i cui proprietari si disperdono per mancate accettazioni di eredità o comunque difficoltà nell'individuare a qual grado di successione si è arrivati. Pertanto ho chiesto alla Protezione Civile di fare adesso una pubblicazione, non so dove, non mi ricordo se solo su Gazzetta Ufficiale o altrove, per ingiungere l'esecuzione di opere a danno. Ovviamente non interverranno i proprietari, noi possiamo effettuare e per rivalerci su proprietari che probabilmente non esistono, pertanto la spiegazione più logica che riesco a immaginare è che noi acquistiamo il bene e provvediamo alla messa in sicurezza eventualmente demolendolo. Ma l'acquistate? Non l'acquistiamo, l'acquisiamo per nei momenti in cui questi non eseguono gli interventi per metterlo in sicurezza, certo. Vediamo se lo possiamo acquisire. Ma in caso di emergenza l'amministrazione o la protezione civile non hanno l'autorità per intervenire anche se... No, perché dobbiamo comunque seguire un percorso giuridico che implica un contatto con i proprietari affinché siano loro a realizzare le opere di messa in sicurezza. Non possiamo intervenire d'ufficio noi, perché si tratta di interventi che comunque tu devi ordinare ad altri di fare a spese loro. Se loro non lo fanno possiamo intervenire noi a danno a quelle condizioni che ho detto. Il mio problema è, perché forse sono stato poco chiaro, se non si interviene a danno, noi
se interveniamo possiamo poi acquisire il bene, questo è il quesito che io ho posto, però è chiaro che non si tratta di una soluzione a breve, anzi, perché mi dicono che questa cosa si protrae già da anni e anni, però evidentemente è stata sottovalutata oppure si è agito in altro modo. Molto più semplicemente parrebbe che mettessero delle transenne che poi i residenti spostavano a piacimento, ma non è certamente una situazione che possiamo consentire, perché se poi accade qualcosa la colpa è mia. Per carità, per carità. Andiamo avanti. Buongiorno signor Sindaco, come mai fate aprire punti di vendita in strade ad alto traffico, tipo via Dusmet, quando non ci si può fermare con le macchine? Ma in questo caso non è che siamo noi ad autorizzare, c'è la deregulation per cui ognuno apre il punto vendita dove vuole. Poi è chiaro che quello che dice giustamente il telespettatore ha senso, ha pregio, dovrebbe essere il commerciante a non investire in un'area in cui non ci si può fermare con la macchina. Quindi noi non abbiamo alcun potere di negare autorizzazioni. Si vorrebbe un'attenzione maggiore da parte di quelli che sono i gestori del servizio. Andiamo avanti, che bisogna fare come il quartiere di Cibali, creare delle associazioni che comunicano al sindaco i problemi del quartiere. Il sindaco è stato sempre disponibile, ce ne sono alcune. Assolutamente, non so quale sia l'associazione di riferimento, ma io lavoro tantissimo con le associazioni perché è un modello nuovo di interazione con chi non solo si prende carico del problema, propone una soluzione e taluni, come è successo a Cibali, propongono addirittura la gestione successiva. Quindi io su questo è chiaro che sono più disponibile a effettuare un intervento di riqualificazione di un'area se poi so che c'è chi materialmente la adotterà. No, è molto bello questo, lo dico senza retorica, è il segno anche di un'evoluzione della società civile. I cosiddetti movimenti dal basso, quindi quella con partecipazione e condivisione che fanno bene alla città. Ha ragione questo messaggio, quindi anche il sindaco lo condivide, formate associazioni, formiamo associazioni e diventiamo così anche più in grado di essere interlocutori. Buongiorno signor Sindaco, non si potrebbe vietare con un'ordinanza il divieto di volantinaggio selvaggio che questi lasciano? No, ma è una richiesta di assoluto buonsenso. Perché dice che è la prima fonte di per me è vero, è verissimo, è verissimo. L'abbiamo messo noi nel nuovo schema di regolamento al decoro che deve andare in Consiglio Comunale. Devo dire che non solo come amministrazione ma anche come Consiglio Comunale si stanno facendo un lavoro importantissimo con tutta una serie di regolamenti che era da anni che dovevano essere adottati e che sono in fase già di trattazione in Consiglio, altri sono in fase di verifica nelle commissioni consigliari, altri devono arrivare. Uno di questi è il regolamento al decoro in cui prevediamo appunto il divieto di volantinaggio, però non ricordo adesso se anche nel regolamento dei rifiuti l'abbiamo già inserito, adesso su questo non... Però è vero che è una delle prime ragioni che poi non serve a niente, cioè danno questi volantini, penso che lo leggono 1 su 100, ma se nel frattempo gli altri 99 li buttano a terra, quindi non... Sì, è vero, una cosa assurda veramente. Andiamo avanti, allora il supplemento è del signor Coppolino Giovanni, dice ancora sui topi a Piazza Eroi di Ungheria, Nesima, via Paolo Orsi San Giorgio, dove fanno il mercato, zia Lisa, lui dice fa tutto l'elenco, zia Lisa consiglio al sindaco di girare le periferie e vedrà i topi come li vediamo. Signor Coppolino, le posso garantire che io giro tanto le periferie quanto il centro, non mi fermo un attimo, nel senso che quando non sono in municipio con il mio mezzo a 2 ruote arrivo dappertutto, quindi verifico. Vado anche lì. Comunque la ringrazio per la segnalazione, chiederò adesso al buon Tonino De Mana di girarmela perché io la inoltri all'assessore Pesce, anzi direttamente Tonino prende contatto con l'assessore Pesce visto che oramai è il nostro ambasciatore. No, è bene, adesso a parte le battute, poi in realtà ringraziamo il sindaco e l'amministrazione senza retorica perché questo è un modo anche per avere un rapporto diretto e cercare di affrontare Però i ringraziamenti ci ripigliamo dopo che avremo risolto il problema, altrimenti diventa in quel caso da parte mia una mancanza. Ancora meglio. Per il sindaco anni fa parlava di lavori per la fognatura a Catania da parte del commissario Fatuzzo. Com'è finita? Io non me la ricordo questa cosa. No, come no, grave dilemma. È il commissario per la depurazione, fino a ieri ci siamo visti e guardi, quello che posso dire è una delle cose su cui non stiamo riuscendo a venire a capo, c'è un contrasto di competenze, soprattutto per
quel che riguarda chi deve seguire questi lavori, per cui rispetto a 1 miliardo di euro che bisognerebbe spendere, e gran parte di essi sono state date perché bisogna anche risolvere un problema di infrazione comunitaria, rispetto a questo non si possono fare delle gare per aggiudicare questi lavori al soggetto esterno, in quanto secondo una convenzione del 2005 che CGIA ha dichiarato di nuovo rivivere solo nel 2024, dovrebbero essere affidate a SIE. SIE è questo soggetto di cui fanno parte tanto tutti i comuni della provincia quanto soggetti privati, nonché Sidra, Acoset, Casarotto e altri. Il problema però è che ancora non è stato fatto il piano d'ambito, non sono stati fatti il PEF, chiedo scusa, più che il PEF non è stato fatto, giusto il PEF, il piano economico finanziario, perché ci sono tutta una serie di controversie per le quali bisognerebbe mettere insieme, è d'accordo, più di 80 teste, e quel che stiamo vedendo però non è questo, non può essere questa una giustificazione, perché rispetto a una condizione che vede Catania priva di rete di depurazione per le fognature, noi dobbiamo spingerci un pochettino più avanti, per cui continuamente incontro tutti i soggetti interessati chiedendo che si addivenga una soluzione. Allora la prossima settimana abbiamo una nuova assemblea dell'ATI, che è il soggetto che appunto raccoglie tutti i sindaci della provincia, per capire se riusciamo a trovare finalmente una soluzione definitiva sul nuovo piano d'ambito. Ci vorrebbe. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per essere stati con noi, per aver mandato i messaggi, le vostre richieste, grazie al sindaco naturalmente, grazie, che puntualmente risponde alle vostre osservazioni. Mercoledì prossimo ci vedremo ancora. Che giorno è mercoledì prossimo? No, non ci siamo noi, non ci siamo, e manco lei, non lo so. Mi avvisano dalla regia che mercoledì non ci siamo, l'altro mercoledì. Va bene. Grazie comunque. Grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie a lei, buon pomeriggio a tutti voi.